Buongiorno a tutti, spero che il vostro confinamento si passa bene, in salute soprattutto. Io prima di cominciare volevo ringraziare tutti quelli che lavorano sicuramente nei mezzi medicali e tutti gli altri che lavorano per il nostro benessere. Specialmente oggi il mio amico caro Pietro Squarcini, che lavora anche lui con sua moglie Carole e che fa campare stessa sta pagina di teatro nostrale, anche se lo lavoro, poi uso un po' di tempo, non uso tempo per fare campare sta pagina, per fare ridere la gente. Donc, ha ringraziato il mio amico caro perché daretto sia Margherita, daretto a Orzoleon, daretto a tutti questi pezzi che lo scrive, si piace un uomo di grande valore, un uomo in cui valore di un altro tempo, con l'umiltà, la generosità, la sincerità di queste persone di cuore. Donc, Milagno di vera te Pietro per ricominciare il nostro lavoro, per fare ridere la gente, per camminare avanti strade della nostra corsichela. Donc, questa storia è parte oggi. È un coppio che campano insieme dopo i 40 anni. E per festeggiare i 40 anni, allora domanda al suo compagno di maritarsi. E io mi voglio maritare perché faccio 40 anni che siamo insieme e non voglio mica morire senza maritarmi, senza essere la tua sposa. Allora tanto tipo dice, allez, ci maritaremo, un matrimonio, io qua ho 60 anni, mi devo maritare, ah, bon. E si maritano. Il giorno di un matrimonio, donc facciamo la festa e tutto, ma lo sposo va a bere un prete, di un prete, sciocura, vi devo qualcosa a zogo, ma non so mica quanto. Allora tanto il prete gli dice, ditemi pas, quanto vi pare, per la bellezza di vostra moglie, per esempio, non so mica, se lui pare che vostra moglie è di una bellezza talmente, mi dette i soldi per valore di sta bellezza. Allora tanto lo sposo dice, figlio la moglie così, dice, per la bellezza di Simone? Ma allora tenete, €1, eh? E Shokura dice, come €1? E quantunque €1, eh? Bon, non abbiamo mica visto a Zovace perché sta sempre quello a Nantes, ma bon, aspettate, vedete vedere. Simone, affacati! E Giulia Simone, tanto lo sposo alza il velo e tanto Shokura, figliola Simone così, e dice, aspettate, vi rendo la moneta. Voilà. Certi volte mi domando ciò che c'è qui dentro, ma a me mi ha fatto ridere questa storia. Allora, per piacere, state in casa, portatevi bene, che a Mario vi accompagni in salute, in felicità, vi abbraccio di cuore a tutti. A presto.